E noi andiamo avanti con la pagina degli spettacoli con Cecilia Donadio e Annalisa Angelone. Vediamo i servizi. Continua il viaggio di Pino De Maio con i ragazzi del laboratorio musicale del carcere di Nisida. Un percorso di note e canzoni da Viviani a Di Giacomo, ora sul palcoscenico del Teatro San Nazzaro di Napoli. Nato nel quartiere periferico di Milano, dove ha creato l'associazione La Villanella, il musicista partenopeo da sempre dedica attenzione alle giovani generazioni provenienti dall'hinterland difficile della città. Il suo spettacolo Maria Luna, una vita tutta in salita, che andrà in onda per Rai Palcoscenico, racconta proprio la storia di una ragazza che tenta di superare gli ostacoli di una quotidianità di periferia. Con Di Maio in scena anche Marco Zurzolo, Michele Montefusco e Paolo Raffone.